All'interno di questa palazzina nell'ospedale Garibaldi Centro di Catania trovano posto i reparti di neurologia e soprattutto la stroke unit. Sono reparti diretti dal dottor Luigi Sicurella. Entriamo. Di che cosa si occupa il suo reparto, dottore Sicurella? Neurologia e soprattutto spieghiamo cos'è la stroke unit. La neurologia del Garibaldi è, la mamma della neurologia catanese, in quanto la specializzazione in origine era qui al Garibaldi. E le malattie neurologiche sono di diversi tipi, ci sono le demenze come l'Alzheimer, c'è lo stroke, ovvero sia l'ictus cerebrale, c'è il Parkinson, c'è l'epilessia e ci sono tantissime altre patologie che affliggono la nostra popolazione e il nostro bacino d'utenza, che si estende ben oltre la provincia di Catania. La stroke unit invece è una terapia semi-intensiva, quindi è un luogo dove il paziente colpito da stroke si arriva nei tempi previsti, che sarebbero 4 ore e mezzo per la terapia sistemica e 6 ore per la terapia endovascolare, può non solo diminuire l'invalidità dovuta allo stroke, ma addirittura guarire completamente. Quindi è una unità di altissima specializzazione, con personale altamente specializzato e formato, che si occupa di far recuperare ai pazienti con stroke il massimo della forza e il massimo della capacità di vivere quotidianamente tutti i giorni. Questo ci fa capire, dottore Sicurella, quanto sia importante appunto l'intervento nella massima urgenza, 4-6 ore al massimo dal momento dall'esordio dell'ictus. È importante anche un'informazione alla popolazione, no? Bisogna saperlo riconoscere, sapere dove andare, come comportarsi quando ci si trova di fronte a un ictus. Certo. La cosa principale da fare è quella di addestrare la gente a riconoscere i primi sintomi dell'ictus. Esatto. Di solito uno dei sintomi principali è il fatto che il paziente non riesce più a formulare bene una frase, poi di solito ha un'ipostenia da un lato del corpo, ovvero una mancanza di forza da un lato del corpo, oppure ha un deficit proprio della faccia che anche il nipotino può valutare. In questi casi non bisogna né tenere il paziente a casa né fare nessuna terapia, bisogna chiamare il 118 e portarlo in una stroke unit al più presto possibile. Sì, in modo da poter intervenire subito e diminuire il grado di invalidità, perché le malattie neurologiche sono la prima causa di invalidità al mondo. E ovviamente un paziente affetto da malattia neurologica è meglio che accumuli un carico di invalidità quanto più basso possibile, per poter condurre una vita normale. E qual è il tipo di interventi che fate in questi casi? Perché l'ictus quindi è un trombo, no? L'ictus è dovuto all'occlusione di un vaso arterioso. Gli interventi possono essere 2. Se il vaso arterioso non è grandissimo, allora si può fare un farmaco che si chiama RTPA, che si fa in vena con una pompa a un dosaggio prestabilito entro un'ora. È una sorta di idraulico liquido che va a ledere il trombo. Se invece si tratta di un'occlusione di grosso vaso, allora bisogna procedere entrando dentro le arterie. Si entra dall'arteria omerale o dall'arteria femorale, si naviga all'interno delle arterie, si arriva fino alla cerebrale media o alla basilare, quindi si arriva fin dentro il cervello, e con delle tecniche che sono o stent retriever, cioè degli accalappiatori del trombo, o addirittura tromboaspirazione, quindi si crea una pressione negativa per aspirare il trombo, si rimuove tutto il trombo. La seconda tecnica, cioè quella endovascolare, non comporta l'utilizzo dei farmaci, mentre la prima comporta l'utilizzo dell'RTPA. Ecco perché in un ospedale come il nostro, il Garibaldi, potendo fare tutte e due le tecniche, noi siamo in grado di risolvere l'80% dei pazienti candidabili, cioè se arrivano 100 pazienti, noi 80-90 di questi 100 pazienti, se sono ritenuti candidabili secondo dei criteri dettati da linee guida nazionali e internazionali, 80-90 di questi 100 pazienti noi li possiamo trattare.
Li salvate e senza conseguenze? Quindi Molto poi sulla vita. spesso hanno una scala di ranking 0-1, che significa che possono uscire e andare a casa con i loro piedi. Cioè escono dall'ictus come se Sì, non ci fosse come stato. se non ci fosse stato. Ma ci può fare degli esempi? Ci può mostrare? Certo, adesso io vi mostrerò qualche foto proprio con la rivascolarizzazione del tronco che era occluso, e vi mostrerò qualche foto dove vi faccio vedere proprio il trombo, le dimensioni del Andiamo trombo. nella sostanza. Ok. Dunque, questa è una arteriografia, giusto? Sì, sì. Qui a sinistra vediamo Dunque, la questo- situazione con il trombo ancora. Sì, questo c'è anche l'orario, sono le 20:10, c'è anche la data del 18 giugno 2022. Questo paziente ha un'occlusione dell'apice della carotide, per cui qui tutto quello che si vede bianco non è vascolarizzato. Allora, entrando con un catetere all'interno di questa arteria, si tira fuori questo trombo che è circa 5 cm, forse un po' più di 5 cm. Un bel coagulo lungo. Esatto, aspirandolo, e improvvisamente si rivascolarizza tutto questo emisfero. 20 e 11, in un Sì, minuto in è già un cambiata minuto la è già situazione. cambiata la situazione. Ecco perché è importante arrivare presto, è importante addestrare nelle scuole i bambini a riconoscere l'ictus, addestrare nelle case, le casalinghe a riconoscere l'ictus, in modo che appena si ha il sospetto, poi non è detto che sia un ictus, possono essere anche altre patologie che mimano l'ictus, però se dovesse essere un ictus, capite bene che intervenendo immediatamente noi risparmiamo un I danni, emisfero. certo. E quindi una persona senza un emisfero non capisce, non può parlare, non può camminare perché ha mezzo lato paralizzato. Questa persona se n'è andata a casa con i suoi piedi. Risolto perfettamente, con Sì. un'aspirazione. Con Questa è una- la tecnica dell'aspirazione. Della tromboaspirazione. Allora, questa Ecco un altro è esempio. un'arteria cerebrale media che poi viene rivascolarizzata perché si tira fuori un trombo molto più piccolo di quello che abbiamo visto prima, Ma capace lo stesso capace chiudere. di chiudere il flusso, e i danni in questa risonanza sono questa zona bianca, questa piccola zona bianca che si vede qua. Le immagini, mi scuso per la qualità delle immagini, però anziché la L'intero chiusura emisfero. del trombo determinare il malfunzionamento e la necrosi di un intero emisfero, ha dato dei piccoli, diciamo delle piccole lesioni che con la riabilitazione e con la logopedia possono essere Ecco perché poi quando rimedi. passano, dopo essere stati nella stroke unit da lei diretta, poi c'è un percorso che comunque poi i pazienti possono fare per migliorare ulteriormente. Non solo, ma in teoria le stroke unit dovrebbero essere dotate del personale, logopedisti, fisioterapisti, fisiatri, psicologi, che intervengono immediatamente, perché non si deve aspettare la stabilizzazione del paziente. L'intervento riabilitativo deve essere immediato, è precoce, completo. quanto deve essere precoce l'intervento disostruttivo del trombo. Ecco perché a livello regionale c'è una commissione che sta lavorando per fornire il personale a tutte le stroke unit, perché ce n'è una in ogni provincia, almeno una in ogni provincia, e di modo che possiamo intervenire, perché la stroke non è solo intervento, non è solo trombolisi, è anche riabilitazione neuromotoria, psicologica, Esatto. logopedica. E tutto questo si fa nella stroke unit, che adesso vi farò vedere dall'esterno, perché è una terapia semi-intensiva, sono delle stanze con 6 letti, la nostra ha 6 letti, separate da delle tende, dove è come in rianimazione, ci vanno sia gli uomini che le donne, sono miste e monitorati continuamente in telemetria. Dottore, lei ha anticipato la mia ultima domanda: come vede il futuro del suo reparto? Il futuro del mio reparto, veda, io ho iniziato a lavorare al Garibaldi, sono stato assunto nel 93 e avevo 33 anni. Adesso ne faccio 62 a ottobre, quindi il futuro del mio reparto io l'ho sempre vissuto quando ho fatto il primario a Trapani, quindi sono stato 20 anni dall'altro lato della Sicilia a creare anche lì una neurologia, una stroke unit. Io lo vedevo come anche il mio futuro, quindi le potevo rispondere a questa bellissima domanda. Ma il futuro del reparto non è tanto quello che il reparto
può dare nell'immediato, è quello che può costruire nel tempo. Io di tempo ne ho molto poco, però ho dei collaboratori validi che sicuramente si impegneranno per fare in modo che questo reparto cresca bene e sia l'opportunità di far ritornare il Garibaldi ai vecchi, alla vecchia gloria del Garibaldi. Possiamo dire work in progress, quindi. Esatto, work in progress. Buon lavoro. Grazie. All'interno di questa unità di neurologia funziona anche il laboratorio specificamente dedicato al trattamento e alla diagnosi dell'epilessia, ma forse dovremmo dire delle epilessie al plurale, vero dottoressa Vitale? Sì, esattamente, sarebbe meglio dire al plurale perché col termine di epilessia in realtà si intendono tante forme diverse, forme genetiche, forme sintomatiche che appunto possono colpire diverse fasce di età. In realtà abbiamo due picchi di incidenza, uno nell'età infantile e uno nell'età adulta anziani. Come si diagnostica? La diagnosi è essenzialmente legata alla clinica, quindi il racconto di quello che avviene durante la crisi da parte di chi è assistito, quindi noi cerchiamo anche di formare i familiari al racconto di quello che avviene durante la crisi e poi la conferma diagnostica avviene anche grazie alla neurofisiologia, in modo particolare all'elettroencefalogramma, che ci permette sia di confermare la diagnosi, sia di poter fare una diagnosi differenziale con altri episodi di perdita di coscienza, ma ci permette anche poi un corretto inquadramento sindromico delle varie forme di epilessia. Da un anno abbiamo 2 tecnici di neurofisiologia che appunto sono le figure autorizzate, competenti proprio per poter fare quelle registrazioni. Facciamo registrazioni di elettroencefalogrammi in veglia, in siesta, durante sonno, dopo deprivazione di sonno. Poi, a seconda di quale tipo di epilessia appunto venga diagnosticato, c'è una fase terapeutica importante. Sì, poi i pazienti appunto vengono seguiti perché appunto l'epilessia si cura e appunto va ribadito il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi i pazienti con epilessia possono avere una vita perfettamente normale. Così sfatiamo lo stigma che c'è su questo grande male, piccolo male, no? Sì, possiamo dire che c'è la possibilità di vivere una vita assolutamente di qualità. Assolutamente. Grazie dottoressa Vitale. La neurologia al Garibaldi Centro, diretta dal dottore Sicurella, è una neurologia certamente importante perché da noi si fa la stroke, da noi c'è ovviamente la cura dell'ictus, quindi gli interventi ovviamente in un'area di emergenza in cui il rapporto tempo-dipendenza è fondamentale e cioè i tempi in cui bisogna intervenire. E ovviamente ha scontato molto in questo anno e mezzo, sono molto grato al dottore Sicurella e ai suoi perché in questo anno e mezzo ha dedicato tanto anche ai malati Covid, riconvertendo tra quelle strutture che abbiamo sacrificato per la cura del Covid. Ora è ripartita, avendo superato per fortuna la necessità di avere tanti posti di letto Covid, è tornata a essere un punto di riferimento per la città di Catania.